A4, incidente tra due camion nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave. Uno dei due mezzi pesanti ha preso fuoco. In un attimo l'autostrada si è trasformata in un inferno di fiamme. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco dal veneziano e trevigiano. Intervento immediato per scongiurare ulteriori esplosioni e soprattutto per evitare che il fuoco potesse raggiungere altri veicoli. La strada, poco dopo lo svincolo di Noventa di Piave, è stata completamente chiusa per ore, non solo per la rimozione dei mezzi, ma anche per ripristinare l'asfalto bruciato dal fuoco. Purtroppo questo è l'unico ormai tratto in cui ci sono le due corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Camion e auto sono stati costretti ad uscire a 90 tra code e disagi e qui è sorto un altro problema. Molti camionisti, una volta raggiunta la strada normale, si sono infilati in una provinciale a Cessalto, stretta e piena di curve, vietata ai mezzi pesanti, multe a raffica. In questo tratto solo la mattina hanno fatto 15 sanzioni questa mattina e questo è voluto perché è veramente un pericolo. Nel 2023 un'ambulanza è entrata dentro in un fossato, comunque si crea dei danni importanti anche a tutta la via e ai cittadini che abitano. C'è anche un ponte che comunque non è pensato per veicoli pesanti, essendoci divieto, e quindi dobbiamo attenzionarla subito quando succedono incidenti del genere. Altro incidente sempre nella mattinata tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. In questo caso sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, tra cui una cisterna di gas fortunatamente vuota. Una persona è rimasta ferita. Il pensiero è andato immediatamente ai lavori per la terza corsia. I lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo dei lavori che avremo la terza corsia domani perché sono lavori difficili e quant'altro, stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10 e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario a cui va il mio ringraziamento perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo.